Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Buona Epifania a tutti. Allora, prima di vedere le notizie di cronaca di queste ultime ore, torniamo a raccontarvi com'è andata la notte dei Panevin. Vi abbiamo già raccontato ieri in diretta con il nostro Lucio Zanato nel corso del nostro telegiornale di Treviso. Ci ha fatto vedere l'accensione del Panevin di Asolo, uno dei più alti a livello di altitudine della Marca. Sono stati centinaia i Panevin, come abbiamo raccontato già ieri, che si sono accesi nella Marca, ovviamente in tutto il Veneto. Ci concentriamo sulla Marca trevigiana. Il più atteso era ovviamente quello di Arcade, oltre 10.000 persone, anche un importante servizio di sicurezza. Panevin di Arcade, che come sempre è stato teatro anche della presenza del governatore Luca Zaia, il quale ha parlato non solo del Panevin, le faville verso sera, quindi il 2025 prospero secondo la tradizione delle faville, ma anche di politica, perché come sapete c'è un braccio di ferro in atto ormai da tempo, ma che si è attualizzato in questi giorni tra Lega e Fratelli d'Italia. Il tema è sempre quello: la candidatura a presidente per le regionali 2025 o 2026, e c'è stato in questi giorni sulla stampa la fuga in avanti, chiamiamola così, della Lega, che è tornata a dire pronti eventualmente a correre anche da soli perché il Veneto spetta alla Lega. C'è stata ovviamente poi la reazione di Fratelli d'Italia, l'abbiamo raccontato con il senatore Luca De Carlo, ma anche con i vicinissimi a Giorgia Meloni. Ieri ha parlato nel quotidiano La Stampa il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, che è andato giù duro, insomma ha detto che il Veneto spetta a Fratelli d'Italia, e sul terzo mandato diciamo c'è chiusura, non c'è alcuna possibilità. Domani il governo potrebbe già decidere di impugnare la legge regionale che in Campania potrebbe consentire a De Luca di ottenere il terzo mandato, quindi creando un effetto domino. E questa decisione, che pare potrebbe esserci, chiaramente è un messaggio chiaro del governo anche al Veneto. E in queste ore sempre un altro importante esponente di Fratelli d'Italia, cioè Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione nazionale del partito di Fratelli d'Italia, ha detto: in Veneto non ragioniamo con Emanuele Cencelli e sceglieremo la persona migliore, ma c'è un evidente squilibrio che penalizza Fratelli d'Italia. Insomma, i vicinissimi, i colonnelli di Giorgia Meloni che parlano molto chiaramente. Ieri sera il governatore Zaia, ovviamente sollecitato, ha parlato anche di questo, ma lui dice: stiamo in attesa di vedere cosa succede. Insomma, si dice ancora possibilista sul terzo mandato. Allora sentiamo le sue parole proprio davanti al falò del Panevin di Arcade. Ultimo Panevin da presidente, il prossimo da ministro? Guardate, innanzitutto bisogna finire questo mandato e capiremo come va a finire e cosa accadrà. E dall'altro devo dire che è un Panevin della prosperità, poi faville verso sera, poenta cagliera, che tradotto in italiano vuol dire che se le faville vanno verso ovest, verso sera, ci sarà prosperità, cioè la polenta, che era, diciamo, il cibo con il quale si sfamavano i veneti, ci sarà, quindi sarà un anno prospero il 2025. Speriamo. Partendo dalla Pedemontana? La Pedemontana è una delle opere che abbiamo fatto. Abbiamo il tema dell'autonomia, abbiamo il tema delle Olimpiadi, abbiamo il tema della sanità e molte altre attività che vogliamo portare avanti. Io non ho mai dedicato la mia attività amministrativa, non l'ho mai occupata, attività di dispersione politica, quindi amministrerò fino all'ultimo giorno. Come vedrebbe Mario Conte come suo erede a Palazzo Balbi? Guardi, io non parlo di eredi e non voglio passare le mie giornate a parlare di eredi, e quindi evito ogni risposta. Ho un ottimo rapporto con Conte, si figuri, e cerchiamo di capire anche cosa accadrà, visto e considerato che dovremo capire cosa accadrà della legge della Regione Campania, dovremo capire quale sarà l'atteggiamento della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Regione Campania, e poi capiremo molte altre cose anche rispetto a questa anomalia tutta italiana del blocco dei mandati. Giubbotto Milano-Cortina qui, sponsor principale? Beh sì, ho deciso questa sera di cambiare giubbotto, penso che sono qui anche con l'assessore Caner che si occupa della promozione, e quindi penso che il prossimo anno sarà l'anno delle Olimpiadi. Oltre alle università che sono già espresse, c'è un'indagine di Banca Ifis che ho scoperto qualche giorno fa, parla di 5 miliardi e 300 milioni di valore negli anni di queste Olimpiadi, e sono convinto che già
a vedere diciamo, dei flussi di oggi che comunque saranno belle Olimpiadi. A Verona, come contestavi, c'erano pochi sponsor, come sta andando adesso? Ma no, la storia degli sponsor non è una storia della quale ci occupiamo noi, c'è Milano Cortina, c'è una fondazione istituita per gestire le Olimpiadi, ma comunque vedo che ci sono sottoscrizioni, c'è un bel diciamo, gruppo di sponsor che le sostengono e si va avanti. Senta, non è tutta una questione di soldi? No, è una questione di atleti che dobbiamo vincere le gare e noi abbiamo puntato tantissimo sullo sci femminile. A tornare fuori, 5 miliardi. No, i 5 miliardi è un fatto del calcolo del PIL e del valore che un grande evento come questo può portare. Poi posso capire che a qualcuno fa schifo parlare di soldi, ma anche questa economia per una montagna che era in difficoltà. Sembra che al politico le Olimpiadi interessino per il denaro che porta. Ma a me no, perché non ci guadagno nulla, a me interessa valorizzare la montagna veneta e il Veneto che è ancora in prima fila con queste Olimpiadi. Mi spiace per gli altri, ma le hanno date a noi. Ricordo che ci siamo confrontati con 7 stati che si erano candidati e alla fine siamo andati a Losanna contro la Svezia che tentava per l'8ª volta di avere per la prima volta le Olimpiadi invernali. È andate a noi, per noi la seconda volta e direi che è bene così. Insomma, Zai ha parlato anche delle Olimpiadi, come sapete no? la spinta della Lega e di Salvini è quello di prorogare le regionali, anche le regionali 2026 per consentire, lo ha detto al congresso della Lega Lombarda, della Lega a Milano, Matteo Salvini, per consentire anche a Zaia di poter accendere la fiaccola olimpica. E sempre Ciriani, ieri il ministro per i rapporti col Parlamento, anche su questo ha dato il suo stop, dicendo: non capisco su quali basi giuridiche si potrebbe prolungare la vita di una assemblea legislativa, né quali siano le motivazioni di carattere tecnico. Quindi insomma il muro contro muro con Fratelli d'Italia è evidente. Ne parleremo fra poco con i nostri ospiti anche politici, ma restiamo ad Arcade per vedere poi come è andata insomma la folla, il sindaco Domenico Presti, tante persone, anche lo dicevamo il sistema di sicurezza ha retto. Stimiamo questa sera dalle 12 alle 15.000 persone e come potete vedere alle mie spalle un sacco di giovani e questa è una gran bella festa. Allora dove sta andando? Benissimo. Dove sta andando il Panevin? Dovrebbe essere verso nord. Quindi? E quindi porta bene sicuramente, quindi sarà un anno... Sarebbe a ovest stasera. A ovest, bene. Abbiamo già bevuto troppo. Pronostico per questo Panevin? Grazie, altrettanto. Bene, ma sta andando verso sera il Panevin, quindi? Non so la tradizione. Come sta andando sto Panevin? Parla con lui, non parlo molto bene l'italiano. Come sta andando sto Panevin? Come sta andando sto Panevin? Bene. Cioè sta andando a sera. Sta andando a sera? Sta andando a sera. E quindi? Buona Epifania. Ah, perfetto. Come sta andando sto Panevin? Bene, mi sembra bene. E quindi sta andando a sera? Mi sembra sì. Cioè? Verso di là. E quindi? Quindi verso sera. E quindi? Porta bene, porta bene. Ah, ecco, piena caliera si dice. Certo. Ma voi siete dei veterani. Allora, dove sta andando sto Panevin? Diciamo verso ovest. Quindi? Quindi un buon anno. Quindi piena? Piena, si sta piena. Se va verso mattina prende il sacchetto e va a farina. Se te va verso sera? Ci stai piena. Piena caliera? Piena galera. Bello da riprendere? Sì, è bello da riprendere. Sì. Sta andando verso sera, quindi? Quindi la Befana si brucia. Io sono di origine napoletana, ma abito a Treviso da 28 anni. È la prima volta che vengo qui ad Arcade. Quindi... Ma a Napoli c'è una cosa simile? A Napoli no, non fanno queste cose, no, non c'è. E sai cosa significa questo per noi? Questo è il falò, diciamo, mi hanno detto che è il tipico tradizionale per la Befana, giusto? Diciamo, dove... Sì. E anche dà anche i segni per il nuovo anno, visto che voi a Napoli siete un po' come dire superstiziosi, no? A Napoli sì, diciamo, sì, è vero. E quindi noi qui, se vediamo le faville che vanno verso sera, vuol dire che sarà un buon anno perché si dice piena caliera, cioè piena di farina. Esatto, sì. Quindi come sta andando?
Sta andando molto bene, dai. Ma sta vedendo come sta andando il Panevin? Sì. Come sta andando? Bene, bene, bene. Sta andando verso? Com'è? Sta andando verso? Verso un grande fuoco, una cosa mai vista, insomma. Ma lei da dove viene? No, non sono di qua, La prima volta che lo vede? Sì, la prima volta. Sai che qui c'è la tradizione che se le famiglie vanno a sera vuol dire che sarà un buon anno? Sì, me l'hanno detto, sì. E quindi sta andando a sera? A sera, sì. E tu sai che dove stanno andando le faville? Le faville? Sai come funziona il discorso delle faville? No. Lei lo sa il discorso delle faville? Penso di sapere qualcosa. Quindi? Beh, vedendo le faville adesso penso che vanno verso mattina. Prendi il sacco e va a farina. Quindi hanno magro? Hanno magro sicuramente. E lo soffiamo verso sera? Proviamo! È la vendita. Ci auguriamo che sia un Panevin invece comunque che abbia un occhio per la salute della gente e per il benessere e che abbassi le tasse questo Panevin. Il servizio di sicurezza ha funzionato stasera? Beh, il servizio di sicurezza è funzionato, devo solo ringraziare ovviamente comunque chi mi ha accordato uomini in più e quindi ringrazio il prefetto questore ai carabinieri di Treviso, il suo comandante, ringrazio anche i nostri carabinieri, ringrazio la protezione civile dell'ANC, degli Alpini e il servizio Serte, grazie a loro se questo stasera è comunque uno spettacolo sicuro. Allora qualche persona, insomma più di uno, rimandato in tradizioni popolari secondo l'interrogatorio, chiamiamolo così, di Lucio Zanato alla gente ieri sera per il Panevin. Vabbè, però insomma la festa c'è stata, tantissima gente. Vi ricordo, prima di andare sulla cronaca, invece un appuntamento che riguarda la nostra programmazione e che riguarda l'apertura del Giubileo, perché continuano le celebrazioni dell'apertura del Giubileo nella Marca e dopo le cerimonie di Treviso e Vittorio Veneto la settimana scorsa, oggi quella molto attesa al santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, uno dei luoghi sacri giubilari della diocesi di Vittorio Veneto, e oggi in diretta dalle 15 su Antenna 3 seguiremo proprio la cerimonia al santuario, cui seguirà la tradizionale processione dei fedeli al seguito della Bambin Gesù della Madonna dei Miracoli dal piazzale della Basilica all'ospedale. Per il vescovo Corrado Pizziolo, uno degli ultimi impegni alla guida della diocesi prima del saluto ufficiale previsto, come sappiamo, il 31 gennaio. Quindi a ore 15, mi raccomando, la cerimonia per l'apertura del Giubileo, anche al santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. La cronaca, allora apriamo la cronaca e andiamo nel sito del Gazzettino per far vedere le immagini di questo 55enne di Camin. Siamo alle porte di Padova, che ha raccontato Andrea Nicoletto di essere stato strattonato, gettato a terra e riempito di calci, picchiato con tanta violenza da finire al pronto soccorso per aver sgridato alcuni ragazzini, una baby gang composta da minorenni che da tempo gli crea disagi e problemi nel cortile del suo palazzo, e appunto sabato notte all'ennesimo richiamo i ragazzini lo hanno circondato, lo hanno picchiato tanto da portarlo in ospedale. Rivediamo quelle immagini dal sito del Gazzettino, insomma sono evidenti le ferite che ha subito il 55enne e quindi un ennesimo caso di violenza con protagonisti giovanissimi ragazzini minorenni, come l'ennesimo episodio di violenza invece a Mestre, l'ennesimo regolamento di conti fra stranieri ha portato alle 3 di notte tra sabato e domenica a un ricovero in gravissime condizioni di un 24enne trovato in condizioni disperate in via Vespucci, proprio vicino al centro di Mestre, in una pozza di sangue. È accaduto appunto nella notte tra sabato e domenica. Sulla vicenda stanno conducendo le indagini i carabinieri. Il contesto potrebbe essere quello di una violenta rissa, una sorta di regolamento di conti tra stranieri. Il tunisino è stato trovato a terra in viale Vespucci vicino al centro di Mestre, ma si presume che sia stato scaricato dai suoi aggressori in quel luogo. La rissa sarebbe avvenuta infatti nei pressi del cimitero di Marghera, dove gli investigatori hanno rinvenuto tracce di sangue. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico, resta in gravi condizioni, decine i fendenti che ha subito. E ieri abbiamo raccontato invece della rabbia del sindaco di Conegliano, siamo di nuovo nella Marca trevigiana, per quella zuffa finita nel sangue sempre tra stranieri ubriachi davanti
nel parcheggio del Prix di Conegliano, una tragedia sfiorata ed è un modus operandi che purtroppo si ripete in queste settimane. Un 47enne è stato ferito al collo con dei cocci di bottiglia. Bisogna porre rimedio subito, noi non accettiamo che esistano situazioni del genere sul nostro territorio. Fortunatamente abbiamo passato delle feste natalizie anche in centro con tantissima gente senza alcun episodio e non tolleriamo che ce ne siano. Non va preso sotto gamba, secondo il sindaco Fabio Chies, l'ennesimo episodio violento nella Marca, a cui ha fatto da sfondo questa volta il parcheggio di un supermercato di Viale Venezia a Conegliano. Ha rischiato di venire ferito gravemente un pakistano di 47 anni raggiunto al collo dalla bottiglia rotta con cui un altro straniero, anche lui alterato dall'alcol, lo ha affrontato al culmine di una lite. L'uomo, che ha perso parecchio sangue, è stato trasportato in elisoccorso al Cafoncello di Treviso, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile. Inaccettabile, dice il sindaco del secondo comune della provincia, giusto chiedere più uomini per le forze dell'ordine, come ha fatto nel capoluogo Mario Conte. Noi amministratori locali possiamo far poco rispetto a certe dinamiche. Anche noi a Conegliano abbiamo fatto il nuovo comando di polizia locale, abbiamo messo l'unità cinofila dotato di TESA alla polizia locale, però bisogna fare in modo che l'organico delle forze dell'ordine sia aumentato, per cui polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza stanno facendo un ottimo lavoro sul territorio, ma bisogna potenziare l'organico in modo da avere anche in alcune fasce orarie la loro presenza costante sul territorio. Occorre il pugno duro, continua Chies, come è avvenuto e avviene ancora a Conegliano nella zona del Biscione. La situazione è migliorata molto rispetto ad anni fa, ci sono state una quindicina di arresti, 3 daspi urbani, alcuni sono rimasti in galera, altri hanno cambiato situazione. Noi non vogliamo questa gente a Conegliano, l'abbiamo fatto capire chiaramente e ripeto, la situazione è migliorata molto e anche di questo ringrazio le forze dell'ordine, perché il presidio costante e la presenza ha fatto in modo che queste persone si allontanino. Organici delle forze dell'ordine più corposi, ma anche strumenti legislativi adeguati, conclude il sindaco, che sintetizza il concetto così. Noi riteniamo che gli agenti debbano poter usare metodi violenti con i violenti, perché altrimenti, se non sono in grado di fermare, rischiano anche loro di rimanere magari feriti in queste colluttazioni. È meglio che utilizzino i metodi che devono utilizzare per assicurare alla giustizia queste persone. E poi ci auguriamo anche che la giustizia tenga in galera le persone che non devono stare sul nostro territorio. Intervento legislativo che assicuri una possibilità di intervento migliore alle forze dell'ordine ci vuole assolutamente. Torneremo a parlare di sicurezza a Treviso fra pochissimo. Intanto vi dico che la scorsa notte c'è stato un grave incidente a Marostica, quindi siamo in provincia di Vicenza, via della Ceramica, un incidente tra 2 auto con ben 6 persone ferite. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza le 2 auto, una Volkswagen Golf e una Nissan Qashqai, ed è stato 3 persone rimaste ancora bloccate nei mezzi. 6 feriti in totale sono stati assistiti dal personale sanitario e portati negli ospedali di Bassano, Vicenza e Sant'Orso. C'è un 27enne tra questi feriti ricoverato in gravi condizioni. Ancora dal Vicentino, la scorsa notte, un incendio a Meledo di Sarego, un'auto che ha preso fuoco era parcheggiata sotto le finestre del condominio, come vediamo nelle immagini. Il fuoco e le fiamme, che appunto erano molto vicine al condominio, e quindi per evitare e scongiurare pericoli è stato evacuato l'intero condominio. Le cause delle fiamme di natura tecnica sono al vaglio della squadra intervenuta, quindi non è un incendio doloso, ma certamente ha impegnato a lungo i vigili del fuoco e costretto a evacuare il condominio per questioni di sicurezza. Allora adesso torniamo a parlare di sicurezza, però riguardo alle violenze, alle risse in centro a Treviso, perché così ne parleremo con i nostri ospiti che fra poco entrano in studio. Quindi torniamo alla questione sicurezza, con loro parleremo di tanti temi, ma ripartiamo da qui. Ieri avevamo ospiti con noi Cristian Schiavone e Stefano Pelloni, capogruppo relativamente del Partito Democratico e della Lega, per parlare dell'imminente comitato sicurezza che dovrebbe decidere le zone rosse, ma anche dell'arrivo previsto e promesso dal Viminale a Conte di 100 agenti in più. Sentite cosa hanno detto. Potremmo dirci facilmente che la stazione, Piazza Borsa, Piazza Pio X fino ad arrivare al Duomo, quella è la Piazza Borsa e quella è la zona rossa, va bene? Ok, abbiamo detto che metà del centro di Treviso è una zona rossa, mi sembra che sia uno scenario davvero da incubo.
Per il Partito Democratico quella di Treviso è una situazione senza precedenti e un allarme contro il quale le zone rosse di Piantedosi serviranno a ben poco. Nei prossimi giorni il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza è chiamato a capire in che modo calare sul territorio la disposizione del Viminale sulle aree a rischio delle città. Ma il capogruppo del PD, Lapidario, sposterà soltanto il problema da una zona a un'altra, come già successo con i fatti di via Castelmenardo e l'omicidio emblematico che ha dato la stura alle polemiche. Chi ha governato la città in tutti questi ultimi 10 anni ammette serenamente che la città è fuori controllo. Ecco, no, nessuno ammette che c'è fuori controllo. Quando tu dici che metà del centro storico è una zona rossa... Io non l'ho detto, lo stai dicendo te, io ho detto la stazione. Io ho detto la stazione. Ok, quindi secondo te Piazza Borsa tu non ci faresti un presidio fisso in Piazza Borsa? Allora, la gente che arriva in Piazza Borsa, da dove arriva la gente che va a Piazza Borsa, fatalità vicino a Via Roma, Piazza Riccati vicino a sempre la stazione? C'è un via vai di gente che arriva dalla stazione alla stazione del Corriere, ma in tutte le città. Poi non è l'amministrazione che dice c'è la follia, ci sono dei problemi, sì. Io personalmente partirei dalla stazione e utilizzerei anche l'uso delle regole, aumenterei l'uso delle regole a livello nazionale, insomma, perché uno che sbaglia deve pagare. È inutile che continuiamo a dirci facciamo presidi fissi, perché se io uno spacciatore lo prendo oggi e il pomeriggio è già fuori, a posto siamo. Pugno duro e tolleranza zero, la ricetta di Casugana e la promessa del sottosegretario all'interno Molteni, una task force di 100 agenti in più per Treviso, va in questa direzione. C'è bisogno di un pugno di ferro contro fenomeni obiettivamente che negli ultimi anni stanno accelerando un grado di violenza giovanile che è fuori controllo. Ben venga che Piantedosi abbia dato anche l'ok, insomma, e mi pare di aver capito anche che verrà in città, insomma, perché probabilmente il fenomeno è sentito. Questo provvedimento, per quanto buono, per quanto utile, perché sicuramente avere una maggior presenza delle forze dell'ordine, che ringrazio per il loro lavoro quotidiano e spesso mettono in pericolo la loro stessa incolumità, è importante la presenza sul territorio, però non è sufficiente. Con solo un aumento delle forze dell'ordine tenderà a spostarsi da una parte all'altra man mano che mettiamo i presidi e si sposta da un'altra parte. Perché il problema, ribadisce Pelloni, è un altro, è a monte, è sociale e non si può risolvere con un poliziotto in ogni angolo della città. Per troppo tempo nel nostro paese, ma penso anche nella nostra azienda ULS ad esempio, si parli molto poco nelle scuole di dipendenze con i ragazzi, con i minori, di dipendenze da alcol, da sostanze stupefacenti, si faccia troppo poco per l'integrazione delle cosiddette seconde generazioni. Seconde generazioni sono persone che sono nate qui e non hanno per niente voglia di integrarsi. C'è un insieme, è un flusso migratorio nell'ultimo decennio che oggi manifesta i problemi di una situazione fuori controllo. E non possiamo spostarli, sono residenti di Treviso, sono cittadini di Treviso e quindi se ci sarà un presidio magari si risolve la situazione in stazione, importante, e giusto, si sposta da un'altra parte. Allora siamo tornati in diretta in studio e saluto e ringrazio per essere qui con noi in questo giorno dell'Epifania Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Il vice sindaco della città di Treviso, della Lega ovviamente, Alessandro Manera, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, volevo partire dai panevin perché abbiamo visto all'inizio un po' il panevin di Arcade, un po' simbolico, ma ci coglie l'occasione visto che abbiamo visto questo servizio nel quale ieri dibattevano proprio in prima edizione Schiavon e Pelloni sul tema della sicurezza. Allora, in settimana dovrebbe esserci il famoso comitato in prefettura per cercare di capire queste zone rosse, come metterle in pratica. La sintesi, il succo insomma, di quello che diceva Pelloni ieri è non serviranno a molto zone rosse perché le zone rosse tu le fai da una parte e questi si spostano da un'altra parte, quindi servirà a ben poco e anche i 100 agenti in più sì, importante, ma
il problema sta a monte. Allora, come giunta e come vice sindaco lei cosa dice? Quindi la soluzione in Pelloni è non fare nulla, questo lo prendiamo come sempre il Partito Democratico. Fare qualcos'altro, ecco. Sì, ma non dice mai cos'altro. Allora, Poi dirò la mia. sì, dirà la sua. Allora, intanto i 100 agenti sono importantissimi perché presidiare il territorio è uno dei punti fondamentali. Io concordo tantissimo con quello che ha detto il sindaco riguardo i DASPO cittadini, perché quando questi ragazzi vengono fermati, questo non è una scusante, non è che i ragazzi di Treviso siano migliori o peggiori di quelli di Breda di Piave o di Ponzano o di... Però molto spesso, anzi per la maggior parte delle volte, non sono di Treviso. E come si è fatto per gli stadi, per il problema di ordine pubblico per il calcio, fanno, diciamo, casino soprattutto quando sono in centro. Ecco, dare dei DASPO in cui io ti allontano dalla città e dico, perfetto, non hai commesso reati, perché normalmente se ci fossero reati sarebbero già in una fase successiva, ma diciamo sei stato un po' troppo esuberante in città, bene, per 3 mesi a Treviso non ci vieni più. Perché se tu li separi questi ragazzi, non fanno il famoso effetto branco, molti dei problemi vengono risolti. Guardate, negli stadi è sempre stata la stessa situazione. E quindi secondo me la proposta del sindaco di aumentare ed esasperare quelli che sono i DASPO cittadini è una valida alternativa. Io peraltro che diciamo sono anche abbastanza su questo tema, anche abbastanza tranchant, cioè io sarei anche per i lavori socialmente utili per i maggiorenni. Poi però cosa succede? Quando glieli danno, allora comincia, no, non può raccogliere carte per strada, no, non può tagliare l'erba, no, perché si fa male, no, come se peraltro chi ha fatto militare fossimo morti tutti a 19 anni. E allora ti dicono, devono fare fotocopie, allora non serve più i lavori socialmente utili. Però quando tu continui a commettere degli atti a danno di altri, e non stiamo parlando di reati, perché se sono i reati c'è già il codice penale, e qui l'avvocato Tocchetto è anche più ferrata di me, a quel punto tu stai lontano dalla città e ci vieni solo per andare a scuola se vai a scuola o per lavoro se devi andare a lavoro, altrimenti non sei obbligato a venire sabato pomeriggio a far casino in centro o la sera, perché guardate, quando questi ragazzi tu li vedi, in realtà a parte quello che è successo purtroppo a questo ragazzo che è stato ucciso o altre situazioni di violenza, di risse, in realtà grandi reati non ce ne sono, il problema è che fanno casino, che si comportano in maniera primo maleducata nei confronti dei cittadini, poi sempre in una situazione del limite in cui quando si trovano in 10 possono fare... Ecco, allora se ne stanno nei loro comuni di riferimento e di residenza e così si danno una bella colmata. Poi le zone rosse, chiaramente, zone rosse, zone gialle, zone verdi, sono fatte perché ci sono delle zone, chiaramente, e parliamo sempre, la stazione delle corriere, la stazione dei treni, dove è chiaro che sono punti di arrivo. E ancora una volta, sono punti di arrivo soprattutto da chi viene fuori di Treviso, perché i ragazzi di Treviso si possono spostare tranquillamente senza la corriera, ma vengono in bici, in motorino non più, lo facciamo una volta, o a piedi. Quindi io sono veramente d'accordo su questo, però i DASPO sono il punto fondamentale. Tocchetto. Allora, i DASPO devono avere comunque un continuo controllo e non la vedo così semplice, e peraltro se portiamo, come dire, l'esempio del calcio, ieri per la Roma-Lazio credo ne abbiano arrestati 500, cioè numeri impressionanti. La questione peraltro è molto complessa, perché da questo punto di vista l'unica cosa che posso dire in più è che sicuramente non è solo Treviso, perché a Padova uno è stato massacrato perché è sceso a dire non fate casino, e hanno spaccato una vetrina al centro di Padova, quindi secondo me qua ci vorrebbero veramente dei tavoli regionali. Detto questo, il problema dei 100 agenti, allora io ho lo studio in via Castelmenardo, nota via purtroppo nota, e da quando è successo il fatto del ragazzo di Francesco, al quale ovviamente siamo vicini alla mamma, io scendo e credo di essere in Vietnam, perché è pieno di polizia. Ma la polizia, che non può stazionare solo là, si muove ovviamente, però lo spaccio, lo dico francamente, lo spaccio che si vedeva più o meno attorno al PAM adesso si è spostata sotto il mio studio, via Castelmenardo 5, dico anche la via perché lì siccome è buio io li ho visti più di una volta. Guarda, sono scesa il giorno 28 che ero andata in studio e ero da sola, erano le 5 del pomeriggio, sono scesa, erano in 5-6, ho visto proprio che si passavano la bustina. Ho alzato la voce, sono spariti perché è una via molto stretta di facile corsa. Ha rischiato un po', le lo dico. Ma io lo dico, cioè non ho paura, perché ho quasi più paura
se scendo, anche perché lì nella zona comunque c'è un panificio, c'è un bar. Allora, la questione è veramente molto complessa. Io credo che Pelloni abbia detto una cosa giusta, ma non perché è del mio partito, perché ha detto effettivamente una cosa giusta. Qui ci vuole una forza diversa, cioè andare nelle scuole, essere, come dire, molto più forti nel gestire questa situazione di gruppo, di vendita, perché qual è il problema? Il problema non è neanche la droga importante, sono le pasticche. Credo che sotto dalla parte del mio studio, Piazza Pio X più o meno, sia la zona della chetamina, e lì si vedono e sono sempre in 6-7 persone di tutti i tipi. Ovviamente perché si raggruppano quando se ne vanno le forze dell'ordine. Ma io qualche volta ho chiamato anche le forze dell'ordine, perché questo è un po' che sta succedendo. Poi il fatto di via Castelmenardo ha, come dire, attenzionato di più la zona, ma da quest'estate si è spostato effettivamente la vendita di stupefacenti o di scambio, adesso non voglio dire, arrivano con il monopattino, scendono, cambiano, io scendo, la via è veramente buia di sera, poi adesso viene buio alle 5, quindi è un po' più facile individuare la situazione. Qual è la proposta? Secondo me la proposta è sicuramente più forze dell'ordine aiutano, certo, così anche il cittadino medio si sente più tranquillo, ma è anche vero che secondo me ci vuole anche qualcosa in più. Può essere che ci siano più operatori di strada. Io ho letto, il sindaco ha detto, gli operatori di strada sono anche delle figure passate. Beh, fino a un certo punto, cioè bisogna che effettivamente ci sia un controllo anche sociale, perché adesso la gente, il cittadino comune ha paura. Lo dico anch'io francamente, dopo il fatto di via Castelmenardo, io se una volta ero anche una che andava lì e cercava di mandarli via oppure di dialogare, adesso mi chiudo dentro la porta perché ho paura, perché l'altro dato che è pericolosissimo è che questi non hanno il coltello, cari signori, ma hanno i colli di bottiglia. Io li ho visti con i miei occhi con i colli di bottiglia, e nella zona di cui parlo c'è lì un supermercato. Certo, non posso pensare e credere che si possano togliere tutte le bottiglie dal supermercato, non è possibile, no. Me ne rendo perfettamente conto, ma teniamo conto che la nuova arma è un pezzo di vetro. Allora, è un compito difficilissimo, io fossi sindaco non saprei veramente neanche io che cosa fare, ma certo è che la repressione, che sicuramente è aumentata in questo periodo qua, non ha cambiato la situazione. Se devo fare un controllo solo del luogo dove io sto, è un po' più complicata. Però scusa, allora, torno ai DASPO. Attenzione che i DASPO sono serviti tantissimo nell'ordine pubblico degli stadi, cioè quello che veniva negli anni 80, anni 90, ce lo ricordo, sono stati morti negli stadi, cioè adesso è chiaro che succedono episodi, ma rispetto a una volta i DASPO sono serviti. Peraltro guarda che il DASPO, come si fa per chi prende il DASPO allo stadio? Vai a firmare prima della partita, durante la partita e a fine della partita. Se uno commette degli atti all'interno di Treviso, va a firmare. Lo fermi in stazione? No, non lo fermi in stazione, va a firmare alle 10 di mattina del sabato nel suo commissariato o nella sua stazione dei carabinieri, alle 2 di pomeriggio e alle 6. E se lo identifica una telecamera, il DASPO non diventa, come succede agli stadi quando hai uno di 3 mesi, te lo danno di 2 anni e diventa ancora peggio, perché altrimenti, guardate, io anche, diciamoci anche una cosa sinceramente, hai detto una cosa giusta, se fossi il sindaco non sapresti cosa fare. E io sono anche stanco di sentire le famiglie, sì va bene le famiglie, però guardate, quando fermi sti ragazzi non è che sono tutte famiglie disagiate. Quando ci fu il boom dell'eroina, non è che le famiglie erano tutte famiglie disgraziate, purtroppo le famiglie anche fin là possono, perché uno a 18 anni è anche responsabile di se stesso. A 19 anni partivi militare una volta, non è che veniva la mamma ad accompagnarti, cioè ti accompagnava in stazione e poi diceva ci vediamo fra un anno. Cioè bisogna e la repressione ci vuole. No, è inutile che ci raccontiamo, sì, gli operatori di strada, ci vuole dobbiamo questo e quello. Sì, però intanto cominciamo a far volare, scusa il termine, calci nel culo a chi non si comporta bene. Fine dell'argomento. La repressione diciamo così, da Piazza Borsa effettivamente era partita, ma di fatto si è spostata in altra zona della città. Ma c'è, questo Antonella, è evidente. Certo, voglio dire, in modo egoistico era meglio che per quello che mi riguarda che rimanessero in Piazza Borsa. Per quello ti dico che i DASPO non ti puoi più avvicinare a Treviso, te ne stai a Paese e così te ne stai lontano da quello furbo come te, da Breda di Piave, da Ponzano, perché chiaramente cos'è cambiato rispetto a una volta? Una volta io avevo la chiesa votiva, tu ti muovevi con quelli del tuo quartiere, tu ti muovevi, sei da San Liberale, adesso cosa succede? Siccome siamo tutti
con questo qui, sti ragazzi in realtà hanno compagnie interconnesse, certo. No, ma hanno compagnie interconnesse, non è più che quelli da Breda di Piave, frequentano quelli da Breda di Piave, ormai è quella del bar di noi tre del passato. È una cosa regionale, ma certo, perché abbiamo visto cosa è successo a Padova, una cosa a nazionale. Verona. Allora prendi e gli dici, tu a Treviso non ci vieni più, finché non imparerai a comportarti. Però anche sta cosa, e a me dispiace per le famiglie, perché senti tante persone che sono bravissime famiglie. Ci sono dei genitori disperati, e disperati, noi cosa facciamo? E allora volano calci in culo, bisogna tornare a dire, caro mio, a 18 anni un giorno sei responsabile di te stesso, se no non esisterebbe la maggiore età e la minore età. Io comunque insisto anche sul fatto che bisogna carezze. Accompagnarli in qualche modo, perché altrimenti Antonella, non tutti hanno nulla da perdere, perché se non hai nulla da perdere continui nella tua azione. Ti accompagno a pulire le strade e ti passa la voglia di rompere le balle. Anche andare all'ISRA a aiutare le persone anziane, sì, però attenzione, però vanno accompagnati. Scusami Antonella, tu lo sai bene questo, lo sai bene. Poi mettere una persona non formata a seguire degli anziani, se l'anziano cade, facciamogli fare lavori socialmente utili. Possono anche fare azioni diverse e capire che cosa vuol dire la difficoltà della vita. Ci sono tanti punti in cui ci sono ancora tanti schitti di piccione. Stai per strada e pulisci 8 ore. Devi tagliare l'erba, non ci siamo ammazzati tutti tagliando l'erba. Ti metto a tagliare l'erba in un prato, vedrai che ti passa. Azioni sociali nel quali tu puoi recuperare. A proposito delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo fatto vedere prima un servizio realizzato ieri da Lina Paronetto che parlava di Conegliano, c'è stato questo accoltellamento, Coccio di Bottiglia ormai è diventato, come diceva... anche il Ponte della Priola. Il sindaco Chiesa ha fatto uno sfogo molto forte, parlando anche delle leggi, perché un altro tema è quello delle leggi invocato anche da Conte, e ha detto una frase abbastanza emblematica, ha detto siano autorizzate le forze dell'ordine a essere violente con i violenti. Una frase forte, una provocazione, però insomma detto da un sindaco insomma fa uno specie. Però. Il vice sindaco dice calci nel culo metaforici, cioè quando una volta, e sempre torno agli stadi dove la violenza, guardate, cioè io ci andavo a vedere la Benetton Basket, così, cioè quello che succedeva fuori, cioè la Celere, guardate che non guardava in faccia se tu eri quello vicino a quello che faceva casino. Come diceva mia madre, se eri lì era già colpa tua. Quindi, no Antonella, qua bisogna... Era un'altra generazione. E li riportiamo ai guanti, togliamoci i guanti di velluto. Se tu fai casino in centro e arriva la Celere e tu sei là, o se non sei sveglio e ti svegli e non stai con certa gente, e se fai parte di quella gente qualche manganellata forse te la prendi e ti svegli e la smetti, perché in realtà quando passa una signora, ho visto l'altra volta, passa una signora e la coprono di insulti, qual è il reato? Adesso diciamoci francamente, vai a denunciare, tu sei avvocato, lo sai, praticamente non c'è reato, ma se ti prendi 2 sberle o ti prendi la manganellata da un poliziotto, te lo ricordi di fare il deficiente? Te lo ricordi? Mi spiace perché io sono sempre stato uno che esistono tutti gli altri canali, fare sport, fare tutto, ma quando finisce questo bisogna intervenire in maniera decisa, e se uno come Fabio Chies, che è un panda come sindaco, non puoi certamente metterlo vicino al buon vecchio Gentilini nel tipo di reazione, dice una cosa del genere, vuol dire, ed è un ingegnere, una persona molto pacata, vuol dire che, ed è uno di politica di vecchio stampo, anche uno che fa politica da tanto tempo, dice una frase del genere, vuol dire che la sua sensibilità da sindaco è andata oltre quello che è il limite, e ci ricordiamo cosa gli avvenne, quella maxi rissa in piazza, e lì come li fermi? E chi li ferma? Chi è che viene? Gli educatori di strada a fermarli. Lì ci vuole la Celere, e a un certo punto, quando ti prendi 10 manganellate, capisci che tutte le tue fisime te le tieni a casa, scusami. Allora, la repressione forte, mi pare che in tutti questi tempi, che è l'unica voce che si è alzata, non è che abbia portato grandi soluzioni. In più, se i fatti sono distribuiti così a macchia d'olio, perché parliamo di Conegliano, da Padova a Verona, a Rovigo, a non so quale altra città del Veneto, ma penso di tutta Italia, non possa avere sempre le forze dell'ordine che presiedono i territori, perché o stanno tutti a Treviso, o staranno tutti a Padova, o staranno tutti a Venezia. Io penso che il problema è complesso, ed essendo complesso richiede soluzioni complesse. Soluzioni complesse possono essere la repressione. Poi peraltro io l'ho anche detto tempo fa nella vostra emittente, io il 27 settembre sono andata con Nessuno Tocchi Caino dentro il carcere e ho solo visto gente che si girava i pollici. Anche dentro il carcere bisognerebbe fare più
come dire, azioni di recupero anche nel senso di progetti lavorativi, perché ad esempio il carcere di Treviso mi risulta che con i progetti lavorativi ce ne siano troppo pochi rispetto a quelli che si potrebbero fare. Incentivare anche quello, così anche il carcere diventa una rieducazione. Ma detto questo, siccome se io prendo i ragazzi non è che li posso mettere sempre in carcere, bisogna anche che ci sia contestualmente anche un percorso, come dire, di recupero sociale. Questo è indubbiamente necessario. Quindi non serve solo la repressione, perché la repressione abbiamo visto proprio in questo periodo qua che non risolve il problema, lo sposta ma non risolve il problema. Bisogna che contemporaneamente, essendo una soluzione complessa, ci sia anche una soluzione di recupero della società, vuoi con i lavori socialmente utili, vuoi in qualsiasi cosa, non ho idea di che cosa, ma ce ne sono tante da fare, ma indubbiamente anche questo lo dimostra anche che quando riprenderanno le scuole, cosa sta succedendo anche nei nostri autobus? No? Antonella, negli autobus ci sono gli autisti che hanno paura di andarci perché questi sono molto aggressivi, cioè ci vuole una sorta di recupero, perché altrimenti non facciamo con la repressione niente. Dobbiamo chiarirci anche in un punto, perché dobbiamo chiarirci qua. Un ragazzo a 18 anni un giorno è un maggiorenne, non è più un bambino. Quindi, tantissimi di questi episodi sono fatti da maggiorenni. Allora, chi ha coltellato, chi ha però tagliato la gola, però, Francesco ne aveva 15 anni. Sì, certo, ma tanti altri là attorno avevano 18 anni. Allora, quando hai 18 anni hai oneri, onori, diritti e doveri. Allora, se hai 18 anni ti dai una bella svegliata, se no sarà la società a dartela. Io non è che posso continuare a avere questo metodo di accarezza sulla testa. Il fatto è anche il gruppo però, perché il gruppo fa la forza e sul gruppo bisogna anche disgregare. Il gruppo non è facile. Nel proprio comune. Non vengono più a Treviso e vedrai che sia una bella calmata su sta cosa. Non lo so, ho qualche dubbio però. Piantedosi è confermato che arriva a Treviso, si sa? Non so, ancora non abbiamo notizie. Va bene, allora andiamo in pubblicità, così cambiamo argomento, torniamo a parlare di pane vin e poi di altro. Pubblicità. Di nuovo in diretta con la prima edizione di questa giornata dell'Epifania. Abbiamo visto in apertura la festa e le tantissime persone ad Arcade. Parliamo dei panevin non solo però per la festa ma anche dell'inquinamento. Intanto però vi chiedo, dove avete visto il panevin? Io l'ho visto a Borgofuro. A Borgofuro? Io ne ho fatti due, sono andato a Santa Bona e a Sant'Anna. Allora, Gazzettino scrive: polveri sottili fino a 166 microgrammi per metro cubo, l'effetto panevin si fa sentire ma presto la pioggia spazzerà tutto. Però in queste ore Legambiente è tornata a parlare di una tradizione che forse dovrebbe essere accantonata perché la salute viene prima della tradizione. Allora, assessore all'ambiente, vice sindaco, insomma uomo della tradizione anche, Valera, cosa dice? Allora, noi abbiamo preso una linea molto chiara, abbiamo detto se siamo in zona verde, quindi le previsioni che ARPAV ci dà di qualità dell'aria sono buone, li facciamo. Se siamo in zona arancia, in zona rossa, no. Eravamo in zona verde perché l'aria era abbastanza pulita, ripeto, su dati ARPAV non decidiamo noi a sensibilità. È sempre stata molto chiara su questo, insomma. Ma siamo stati i primi a fare questo, peraltro, quindi eravamo molto più restrittivi. Teniamo conto che per paradosso non li avessimo fatti noi, ma li avessero fatti tutti i comuni contermini che insistono sulla nostra stessa centralina, sarebbe stato un paradosso. Quindi peraltro tutti i trevigiani si spostavano fuori in macchina per andare ai panevin di Castagnole, di Arcade, è una cosa... 10.000. Ecco, sì, ormai siamo al... Quindi a un certo punto abbiamo preso questa linea, è una linea corretta. La sostenibilità ambientale è quella, è contemplare il valore dell'inquinamento rispetto al valore sociale. Noi in questo caso siamo stati molto verso il valore dell'inquinamento, eliminandoli in zona arancia e in zona rossa, eravamo in zona verde. Sopportiamo queste poche ore in cui il PM10 è salito e si abbasserà. C'è da dire un dato interessante ARPAV che negli ultimi 15 anni la media dello sforamento del PM10 si è abbassato tanto, cioè la concentrazione dell'aria si è abbassata. Considerate che negli anni 80 le prime misurazioni eravamo a 180, 190 regolarmente, cioè come senza i panevini. Gli ultimi dati ARPAV regionali dicono che l'aria sta migliorando. Sta migliorando, ma migliorando di molto, quindi perché? Perché le auto sono... sensibilità. Sì, questo sicuramente. Le industrie sono molto più salubri rispetto a una volta, perché tutti hanno il post combustore. I riscaldamenti domestici, anche grazie al 110, sono cambiati completamente, anche noi abbiamo messo tantissimi soldi sulle caldaie. Le auto, siamo passati dall'Euro 0, siamo all'Euro 6 e pian piano tutte stanno andando in quella direzione.
È chiaro che i panevin sono una tradizione nostra, è giusto tenerla, noi siamo stati molto restrittivi e molto cauti. Ecco, questo mi chiedo, siccome Treviso su questo è stata molto, molto precisa, non così, e manca diciamo una guida regionale su questo, no? Perché poi la regione lascia a campo libero di fatto, mi corregga se sbaglio. Allora, anche gli anni scorsi si diceva, lei è assessore all'ambiente a Treviso, ma se fosse assessore regionale all'ambiente cosa farebbe? Perché se dovessero tutti ragionare come Treviso, fosse stato un codice rosso, allarme rosso o arancio, Treviso non l'avrebbe fatto, Arcade sì e anche altri sì. Cosa si dovrebbe fare? Allora, secondo me la linea che abbiamo usato noi, la mediana, è quella corretta. Cioè dire se la qualità, perché il codice verde è una previsione di qualità dell'aria, non è retroattivo, quindi ti dice guardate con la ventosità e la piovosità nei prossimi giorni siamo in verde, quindi va bene. Quindi essendo una previsione noi li abbiamo fatti fare. Se io fossi mai, non toccherai mai Bottacci, però lui dà delle indicazioni regionali in cui li vieta addirittura. Poi però poi di fatto no. I sindaci sono responsabili della salute pubblica e quindi decidono, sono i re nel proprio regno. Ma non dovrebbe esserci invece No, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile per questioni... Allora, noi facciamo anche il tavolo tecnico zonale della provincia in cui viene decisa una linea comune. Chiaramente Treviso, essendo il capoluogo, la nostra ordinanza viene presa, diciamo, come esempio. Però poi se un sindaco, essendo responsabile della salute pubblica, dice no, nel mio comune io ho deciso così, è libero di farlo. Io sarei, visti i tempi, un po' più restrittivo, come abbiamo fatto noi, però ripeto, non contesto il fatto che magari per tanti comuni è l'unica tradizione che hanno, gli avviene una volta l'anno e non quindi è quello che crea il problema, insomma. Esatto, teniamo conto che se fossi mai, ma non lo sarò mai, assessore regionale, cioè, con Mario Conte, presidente di Reggio dopo ci arriviamo, è tutto un percorso per arrivare sì, esatto. È già descritto. No, allora, la tradizione dei panevin peraltro è legata a poche province, Guardate che Verona non le fa, Venezia praticamente non li fa, Padova ne fa pochi solo sulla bassa padovana. È una tradizione molto contadina e molto nostra, quindi anche farlo a estenderla a tutta la regione avrebbe un po' un paradosso. Però secondo me la via che abbiamo usato noi è mediana. Se la qualità dell'aria sarà buona, li facciamo fare. Chiaro che non fa piacere vedere i panevin a 160, cioè il PM10 160. Però diciamo dai, supportiamo e sopportiamo. Ci sono stati anni in cui io mi ricordo, specialmente quando ero più piccolo, che tu il giorno dopo non potevi respirare. Certo. Cioè si parla di picchi a 450, 480 e lì sì, se non pioveva o c'era un po' di, come si chiama? Guaiasso. Quando c'è l'umidità, quell'umidità tipica della zona. Ecco, ci vuole Zanato. Lì sì ci volevano giorni per abbatterli. Quindi diciamo che siamo in situazione buona, c'è da dire che ieri sera ho visto tanta gente contenta, tanti bambini. C'è l'effetto sociale anche di questo momento che tutti ci ricordiamo, è importante. Adesso cerchiamo di essere ambientalmente sani, ma non ambientalmente paranoici, ecco, mettiamola così. Tocchetto, d'accordo? Allora, la tradizione va rispettata, io ci sono sempre andata ai panevin, io ho molto apprezzato ad esempio ieri a quello dove sono stata a Borgofuro, che è comunque zona San Paolo, Sant'Avona, per esempio che era molto piccolo. Secondo me anche quello è servito molto, perché la catasta rispetto alle cataste di tanti anni fa era molto più dimensionata, molto piccolo, seppur ieri sera c'era una serata molto non limpida, era abbastanza nuvoloso, però c'era molta aria, per cui ha portato via. Anche oggi si respirava bene, quindi apprezzo anche la politica che sta facendo l'assessore Manera, però ho notato proprio che il fatto che fosse piccolo, concentrato, che è durato molto poco e fatto molto bene, questo consentirebbe anche nelle situazioni in cui per mantenere la tradizione ci fosse un'area molto difficile, magari limitarne intanto il numero. Ad esempio una volta, mi ricordo quando andavo ai panevin, ne vedevo uno in ogni famiglia. Ieri ho visto solo quello in un bel tratto di strada, perché la zona di Borgofuro, che è quella che porta più o meno verso Castagnola e Paese, è piena di campi dove ero io e lì non se ne vedeva neanche uno di panevin. Quindi averli concentrati e, ripeto, averlo fatto piccolo, molto contenuto e solo per rispettare la tradizione, credo che sia anche questa una via che possa aiutare l'ambiente. Chiederebbe anche ad Arcade di ridimensionarlo, è possibile, perché Arcade lo so, però lì è una manifestazione molto, diciamo così, anche se vuoi politica con Zaia, che io penso che forse così grande io non
impedirei di farlo così grande. Insomma. Scusa, no, solo per una cosa. Arcada è intoccabile per un leghista. Però, no, allora, due cose. Allora, non è ma anche il terzo mandato, anche il Panevin. Sì, esatto. Allora, due cose. Allora, non è che sono piccoli e sono uno per quartiere, perché nell'ordinanza che abbiamo fatto noi abbiamo indicato la dimensione, la tipologia. Quando viene acceso poi non viene alimentato. Una volta ci buttavano dentro camere d'aria, una volta guardate che i panelli era... Altre cose, proprio sterpaglie, esatto. Proprio giusto, era perfetto. E peraltro sottolineerei uno per quartiere, perché? Perché altrimenti giustamente c'era il proliferare che dicevi tu. Teniamo conto che, onestamente Antonella, limitarli... Allora, se fai politica, voglio vedere che vai a scegliere tu a chi dire sì e a chi dire no. Erano già limitati, nel senso che in un tratto di strada non se ne è visto neanche uno. Li fa, a parte la pastoria, li fanno quasi tutte le parrocchie, e quindi diciamo, ma soprattutto la dimensione, il tempo in cui brucia. Giusto anche l'elemento, perché anche ieri quello di Borgofuro, ripeto perché ho visto quello e applaudo a chi l'ha fatto, era proprio fatto di sterpaglie come si andava a fare, perché una volta nasce proprio perché si dovevano bruciare le sterpaglie addirittura della primavera. Sì, poi anche lì si aprirebbe un tema perché sulle sterpaglie c'era il sulfito, quindi dal punto di vista di inquinamento era una cosa anche molto particolare. No, guardate, è stata una cosa giusta limitarla così. E insomma cerchiamo anche di bilanciare un po' quello che è anche tra il cuore e i polmoni, mettiamolo così. Certo. Allora, approfitto dell'assessore all'ambiente Manera, nonché vice sindaco, fa tante cose lei, magari chissà, adesso ci arriviamo. Lavoro anche. Sì, esatto, lavora, quindi tifoso. No. Allora, l'ambiente, noi abbiamo parlato anche ieri un po' delle sfide del 2025 a Treviso con Schiavone, Peloni, tanti temi, cantieri eccetera. Volevo che magari lei ci potesse dire quali sono le sfide dell'ambiente a Treviso nel 2025, se ci sono novità in arrivo, progetti. Allora, intanto nel 2025 noi siamo la capitale europea per la sostenibilità che abbiamo vinto 2 anni fa a Tallinn, quindi noi avremo gli occhi puntati della Commissione europea, dell'Unione Europea, su tutte le politiche che faremo e che ci hanno premiato per essere in questo momento. È chiaro che l'ambiente è un fenomeno un po' strano, perché molti se ne riempiono la bocca, ma è un fenomeno molto tecnico. E quindi vanno portate, ci sono due strade dell'ambiente. Uno sono le politiche ambientali in cui tu spingi le persone ad avere più coscienza di quello che è l'ambiente. Seconda cosa, ciò che tu applichi per farlo. Per esempio, un famoso detto è quando si costruiscono le strade non si vogliono fare strade, e un famoso detto proprio di chi fa politica ambientale è anche le auto elettriche viaggiano su strade d'asfalto. Quindi avere per esempio vie di lunga circolazione, come io spero un giorno sarà il quarto lotto e il Terraglio Est, portano nel complesso una riduzione di inquinamento, perché quando tu hai tanti veicoli fermi e che rallentano, tu inquini molto. Quindi tutte queste politiche, per esempio una grande cosa è stata fatta, il 110. Il 110 darà nei prossimi anni un grande valore, perché tutte le case si scalderanno e si raffredderanno con meno energia. Questo vuol dire... Quelli che hanno potuto farlo però. Come? Lei è uno dei pochi leghisti che è contento del 110. No, attenzione. Dopo le storture sono un'altra cosa, ma il concetto di dire io ti finanzio perché tu risparmiando energia hai un contributo all'ambiente che non è solo di casa tua. La caldaia che tu cambi emette CO2 PM10 anche per gli altri. Quindi si è capito che si è passati dall'ambiente a una questione personale all'ambiente a una questione sociale, che è una cosa molto importante. Io continuo a insistere, la piantumazione di alberi, anche in ambito privato, è il punto fondamentale. Però dico anche una cosa, e qui, guarda, è un governo amico, ma anche quando c'erano loro. Non è possibile che i comuni paghino il 22% di IVA sul verde, sulla manutenzione. Perché se tu fai i conti, a me converrebbe dire piantiamo meno alberi, così avremo meno costi i prossimi anni. Ma è possibile che un governo dice l'IVA sulle piantumazioni in ambito pubblico non sia al 5% e non al 22%, perché il comune non detrae l'IVA, quindi è un 22% che ci portiamo in saccoccia e che buttiamo via. Cioè, sarà assurdo che un comune deve pagare l'imposta sul valore aggiunto, quindi tasse sul verde, che è un beneficio pubblico di tutti. E quindi questo ne ha... Io ho provato a dirlo a tutti, tutti mi guardano e dicono no, bella idea, sì, però resta là. Ecco, questa sarebbe una cosa fondamentale, perché guardate, su un valore che può avere il comune di Treviso di 4 milioni di euro di gestione del verde, il 22% è tanta roba. Stimiamolo in costi. Sarà 1 milione di euro. 1 milione di euro di IVA?
Sì, 900 e rotti mila euro, che noi paghiamo lo Stato per depurare l'aria in ambito pubblico. Ma lasciateceli, li usiamo per le manutenzioni del verde. Allora a quel punto a me converrebbe abbassare i costi del verde, quindi piantare meno alberi, per pagare meno IVA, per avere meno costi. Ma capite che non ha senso? Questa cosa non ha senso. Ecco, le politiche ambientali devono partire da politiche anche economiche dei governi, qualunque esse siano, per dire i comuni che investono sul verde sono dei comuni da premiare. Come? Non datemi soldi, ma cercate di non chiedermi neppure. Appello ufficiale al ministro Pichetto Fratin. Vabbè, a chiunque esso sia, a chiunque esso sia, ma potete venirci incontro. Guardate che poi l'aria che noi depuriamo a Treviso o a Padova, che è del loro colore politico, è un'area diffusa nella pianura padana. Non è che è un vantaggio di me che abito a Sant'Antonino. Cioè, questa cosa qua non si vuole capire. Quindi sarà un anno importante, un anno in cui dimostreremo anche coi numeri di aver preso questo premio per motivi seri, però in questo paese si deve cambiare la mentalità dal punto di vista ambientale. Bisogna avere un ambientalismo alla tedesca. Noi non dobbiamo avere un ambientalismo diciamo... Del tutto no, diciamo. Del tutto no. Noi dobbiamo avere un ambientalismo alla tedesca. Gli ambientalisti tedeschi verdi sono stati al governo per tanti anni e hanno fatto politiche di riforme ambientali molto moderne, nel suo campo direbbero progressiste. Quelli che lo fanno in Italia sono tutti, diciamo, talebani dell'ambiente. Quindi è tutto no. È tutto no. Tu non vuoi costruire il quarto lotto della tangenziale? Perfetto, hai una coda infinita di auto. Sai cosa ti rispondono? Togliete le auto, ti vieto di andare in auto. Sì, scusa, e io come vado al lavoro? Servono più parcheggi? Non puoi dire non faccio parcheggi così non ti muovi in auto. Uno su tutti i parchi Vittoria. No, ma non solo. Ma quello è un problema anche per loro. Ma per esempio quello allo stadio che stiamo progettando e realizzando, il raddoppio di quello. Non puoi dire alle persone, c'è sta cosa di dire alle persone. Poi io una cosa che odio è con dire dobbiamo educare le persone. Le persone sono molto educate, noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo dargli piste ciclabili, perché i trevigiani fanno 1,8 km al giorno in macchina, quindi possono usare un po' più la bici per 9 mesi l'anno, e soprattutto dare parcheggi. Questo è un tema. Allora, ho pronta la tessera del PD 2025 per Manera. Sì, sicuro. Allora, cosa dice di questo? Allora, io dico... poi anche come lo vede dal punto di vista ambientale Treviso, se ci sono invece delle criticità. Sì, allora, prima cosa, intanto mi fa piacere del 110 perché il 110 purtroppo è stato sbagliato perché ha consentito solo ai ricchi di sistemarsi la casa. Questo non è vero. Ma se fosse stato veramente generale, anch'io che ho una casa del 1980 avrei potuto risistemarla, come dire, in un altro modo. Tanti palazzi hanno fatto 110, dai. Io spero che la proposta venga riformulata perché che ne dica il vice sindaco Manera, però questo governo di centrodestra, diciamo nazionale, non è che stia aiutando molto perché anche gli incentivi sulle caldaie li sta togliendo, quindi fa una politica a parole ma non nei fatti. Detto questo, il problema reale di Treviso è sicuramente la questione del traffico. Ora io non sono una che dice lasciate le macchine a casa perché anch'io la uso per andare a lavorare, seppur ho lo studio in centro perché magari mi devo muovere, però bisogna trovare una soluzione del traffico perché in certe ore della giornata a Treviso tu non esci, non ti muovi se sei sul put, così vale anche per la questione dei parcheggi. Noi siamo contrari al parcheggio di Piazza della Vittoria perché secondo noi avrà delle criticità nel tempo sia nella costruzione che nella manutenzione e questo l'abbiamo detto chiaramente anche con la raccolta dei firme, ma certamente Treviso ha bisogno di avere dei parcheggi che siano, come dire, che consentano alle persone, sia a chi lavora, perché noi teniamo sempre conto del cittadino che va a comprarsi il pane piuttosto che le scarpe, ma c'è anche tanta gente che lavora nei negozi trevigiani, che lavora negli enti pubblici come il comune, a loro bisogna consentire a loro di avere la possibilità di parcheggiare perché non tutti i 550 dipendenti del comune di Treviso sono trevigiani, qualcuno vivrà a Paese piuttosto che a Silea o a Preganziola. Quindi sicuramente la questione ambientale passa anche a una riorganizzazione del traffico e una sistemazione dei parcheggi perché le proposte sono tante ma in realtà Treviso è intasata di auto, in alcune ore della giornata tu non ti muovi e non è facile trovare dei parcheggi. Poi sulla questione del verde credo che sia necessario, per quanto le politiche e la sensibilità
dell'assessore Manera sia chiaro. Ancor più verde vederlo, perché certo fa un po' impressione via Cesare Battisti, che ho visto che hanno piantato gli alberi. Non toccare, no, ho visto che però quegli alberi lì effettivamente in questo momento qui danno una certa impressione. Ecco, più verde sicuramente, ma indubbiamente la questione del traffico e la questione delle auto e dei parcheggi è un problema irrisolto, che ci siano tantissime idee che a tutte le interviste, a tutti i telegiornali e durante il Consiglio Comunale vengano messe sul piatto, ma di concreto non c'è niente, perché domani, che dopo un lungo ponte, diciamo così, delle feste natalizie si riprenderà il lavoro, il nodo Chiesa Votiva, Put, alcune zone della stazione diventano impraticabili e fai ore e ore di coda. Questo è un problema, come chi deve cercare un parcheggio, che non è facile a Treviso, e questo è un problema. Allora, noi abbiamo realizzato tra i pochi comuni il piano urbano mobilità sostenibile, cioè uno studio tecnico che ci dicesse, PUMS, che ci dicesse esattamente qual è la situazione, perché in passato, diciamo francamente... Ma non l'abbiamo ancora visto, infatti ho detto tante buone idee, però allora, dei fatti non c'è. Perché mancano parcheggi? Allora, noi vogliamo portare la residenzialità in centro. In centro mio papà abita in un palazzo che ha 12 appartamenti. Quando lo costruì mio nonno e lavorava nel genio civile, misero 12 parcheggi, perché sembrava impossibile negli anni 50, le 12 macchine. Cioè adesso non ne basterebbero il triplo, perché ci sono 3 problemi. Qui magari ci vorrebbe l'assessore De Checchi che segue la mobilità, ma primo, le dimensioni delle nostre auto sono molto diverse, quindi c'è una riduzione dei parcheggi, perché i parcheggi devono essere più grandi. Cioè tu vedi le immagini di Treviso negli anni 90, le ritmo anche ci stavano i garage benissimo. non ci stanno più sì, dentro, ma dico, il privato, andiamo sul pubblico. Sì. Una Ritmo o una 1 non è uguale a alle SUV. macchine. Ma lascia stare anche i SUV, anche le macchine normali, tutte le dimensioni. Seconda cosa, abbiamo aumentato con la pandemia a dismisura i plateatici, che ci piacciono a tutti. Perché i plateatici piacciono, cioè attenzione, ci siamo abituati tutti a berci lo spritz anche in dicembre fuori, non lo facevamo una volta. Questo però ha portato a una riduzione di numero di parcheggi. E la terza, un'altra cosa importante, che penso siamo d'accordo, è abbiamo aumentato al massimo che la legge ci consente il numero di stalli per i disabili. Che attenzione, i disabili non sono più solo le persone in sedia a rotelle, sono certo. anche anziani che magari hanno un problema di mobilità. Questo, più ci sono le colonnine elettriche, togli, in una città murata, quello resta. Allora, è chiaro che i parcheggi sono importanti, chiaro che dobbiamo spingere, perché anche il servizio pubblico è importante. Treviso ha dato tra i 15 e i 18 milioni di euro, non me li ricordo neanche in che sequenza, a MOM per comprare bus navetta piccoli, elettrici, veloci. Che aspetto ancora di vederli da 20 anni. Sì, MOM, Tocchetto è... Sì, infatti, l'ho scatenata. Però arriveranno e saranno autobus più piccoli ed dovevano elettrici. arrivare 5 anni fa. Anto, gli ordinativi sono a rilento, noi i soldi li abbiamo dati. Se era candidata a presidente di MOM, Tocchetto. No, ma ancora sono candidata, perché io che vado in bicicletta in via Martiri della Libertà... Ieri Schiavone e Pelloni bipartisan, tutti d'accordo sul sogno di rivedere il tram a Treviso. Guardate, il tram? a me il tram piacerebbe, però siccome già facciamo fatica ad avere dei minibus, penso che il tram diventi una cosa complicatissima, però io sarei d'accordo. Cioè, questa città, se avesse dei collegamenti, penso che anche chi viene a lavorare sarebbe contento. Se avesse dei collegamenti veloci, come ci sono in tante altre città, non prenderebbe l'auto per venire in città, per lavorare ovviamente. Poi se deve venire sabato sera a bersi lo spritz è un'altra cosa, ma per venire a lavorare verrebbe con i bus, ma non ce la fa, perché se io abito a paese non arrivo in centro con il bus, mi ci vuole una vita, e così vale dal centro a centro spostarsi con questi autobus giganti, non riesci neanche a muoverti in bicicletta. Quindi il tram io sarei molto d'accordo, ma già avere più autobus, mini autobus che girano, sarei molto felice. Comunque rimane la mia candidatura per la presidenza della MOM. Ce lo segniamo. Allora sì, su questo sono d'accordo. Sì, il tram, prima vediamo questi autobus piccoli, elettrici, in loco, cioè li vediamo girare e vedremo, perché è chiaro che tu dici sì, vieni da paese, ma la Feltrina non è che posso allargarla a destra, a sinistra, dove vado? Cioè quelli sono gli spazi che noi abbiamo anche... Ma perché tante persone vanno a lavorare con la macchina, però, se ho più mezzi pubblici, utilizzo anche il mezzo pubblico. Sì, è vero, però non è che c'è tutta una concentrazione di gente che fa solo
da paese che va verso Treviso, certo. Si spostano in tutte le direzioni. Allora, per esempio, il quarto lotto è una grande soluzione perché chiude l'anello e quindi uno non deve più entrare alle Stiorre e almeno come si chiama, l'incrocio del Gazzettino non esplode come esplode tutte le mattine. Ha 2 corsie, però è molto piccolo, noi avevamo lascia stare, però togli centinaia di migliaia di auto dalle nostre strade. Beh, lo vedremo quando verremo. Io sarò contento di questo. Io dico l'uso della bicicletta, torno lì, perché 1,8 km, lascia stare oggi che fa freddo, ma 10 tu la usi tanto, peraltro la bici, 10-8 mesi l'anno, puoi muoverti se non vai a fare acquisti anche in bicicletta. È chiaro che tutto ha una soluzione, ci vogliono tanti soldi, perché i soldi sono importanti per fare una pista ciclabile. Il trasporto pubblico è importante, però io voglio essere anche libero, al netto del trasporto pubblico, di scegliere di prendere un auto su cui ho pagato l'IVA, le tasse, le robe. Potrò decidere di però se ho un trasporto pubblico che funziona, ho 2 opzioni, per ora ne ho solo una. Questa è la realtà dei fatti. Prima di andare alle pubblicità, allora facciamo un flash forward, come si dice. Siamo alla fine del 2025, l'assessore Manera dice: sono contento che quest'anno a Treviso sul tema ambiente è stato fatto questo, al di là della riduzione dell'IVA sugli alberi, che quella non dipende da voi. Quale sarà la cosa di cui sarà più soddisfatto secondo lei? Una cosa che dipende da me fino a un certo punto, che sarà il collegamento fognario, perché vorrà dire riportare il Sile al suo stato naturale, che adesso non ha più da almeno 20 anni. Guardate, il Sile è arrivato in delle condizioni, diciamo, ambientali pessime, perché chiaramente noi scarichiamo non tanto le industrie ma noi stessi, le IMOF non ce la fanno più e quindi scarichiamo sul Sile. La fognatura che si sta realizzando porterà a un miglioramento della qualità dell'acqua del Sile in maniera importante. Questo a cascata porterà al ritorno di fauna e flora di un certo tipo e quindi condizioni ambientali di tutto il Sile che attraversa Treviso in maniera importante. Questo non viene mai tenuto in considerazione perché l'analisi dell'acqua non la fai a vista. Però guardate, una cosa molto importante. Allora, io più minibus in città, città piena di minibus e quel giorno lì veramente andrò a piedi a Padova a portare il Cero Sant'Antonio. Okay. Allora andiamo in pubblicità, gli ultimi minuti li dedichiamo alla politica in senso stretto. Pubblicità. Allora rieccoci, gli ultimi minuti della nostra prima edizione versione Epifania, ma parliamo di politica. Abbiamo sentito proprio Zaia all'inizio parlare anche di politica. Ovviamente il caso di questi giorni, di fatto è di questi mesi e tanti mesi, ma torna in auge il braccio di ferro ormai eterno tra Lega e Fratelli d'Italia sulle regionali. Ha iniziato la Lega, a dire la verità, un po' sulla stampa, un po' sui giornali, una specie di fuga in avanti, ribadendo che di fatto potrebbero anche pensare di andare da soli perché la Lega aspetta il Veneto. Si è fatto anche il nome di Mario Conte, lui ha detto: se mi chiamassero non mi tirerei indietro. La reazione di Fratelli d'Italia è stata immediata, ne ha parlato Luca De Carlo anche nel nostro servizio, dicendo basta con queste favole che solo la Lega ha buoni amministratori, e poi le cifre parlano chiaro, e poi soprattutto il carico da 90 ce l'ha messo il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, proprio ieri sulle pagine del quotidiano La Stampa, che ha stoppato sia la questione terzo mandato e si decide a breve anche sulla questione Campania, e quello diciamo avrà un effetto domino, e anche sul slittamento ipotetico del 2026, dicendo non capisco su quali basi giuridiche si potrebbe fare una cosa del genere. E oggi Donzelli, altro importante esponente di Fratelli d'Italia a livello nazionale, altro vicinissimo di Meloni, dice che c'è un evidente squilibrio nelle regioni a discarico di Fratelli d'Italia. Insomma, la questione è apertissima. Vorrei approfittare di Manera per capire se Mario Conte dovesse essere il candidato, sì. La vedremmo quindi alla guida del Comune di Treviso? Tecnicamente sì, sono vice sindaco, avrò questo incarico, però adesso tornando a tutte le cose che hai detto, allora intanto vedo che lo fa bene il Ministro per i rapporti col Parlamento per quietare, cioè uno dovrebbe anche fare quel lavoro di cucitura tra il Parlamento, in cui c'è la Lega anche, e il governo, diciamo che non... detto lui, Ma te lo dico, scusa, ha fatto tutto sto pandemonio, peraltro non fa il segretario del partito, quindi poteva far parlare la Meloni, che è segretario del partito. A meno che non abbia mandato avanti i suoi, diciamo. Allora lì cambia, potete dire parlo per un'amica e dico che, cioè, altrimenti qua non si capisce, ognuno fa il proprio, perché
De Carlo parla come segretario regionale di Fratelli d'Italia e quindi quando parla Alberto Stefani parla come segretario regionale della Lega e vice segretario federale. Questo ministro parla, ma magari dovrebbe... La sensazione è che ormai ci stiamo avvicinando all'autunno, perché molto probabilmente non ci sarà lo slittamento e che quindi si stia cominciando già di fatto la campagna elettorale. E il problema è che la campagna elettorale il centrodestra la sta facendo all'interno di se stessa in questo momento. Sì, facciamo delle primarie sulle primarie, però vabbè, se proprio gli stiamo, insomma, andremo da soli, come ha detto più di qualcuno, cioè se non si adeguano al fatto che sarà uno della Lega, andremo da soli. Mi sembra di aver letto questo, di varie dichiarazioni di vari esponenti, anche esponenti con ruoli del mio partito che hanno detto questo. Io sono contento, andiamo da soli, non c'è neanche il secondo turno, quindi ci peseremo alle urne. Perché, attenzione a questa cosa, cioè le partite elettorali, si è visto Treviso, cioè, 4 mesi prima Fratelli d'Italia aveva il 33%, 4 mesi dopo aveva l'11%, cioè ci si pesa sui numeri rispetto alle elezioni. Questi sono bravissimi, simpaticissimi, sono i migliori del mondo, però ci si pesa con i numeri. Noi abbiamo tantissimi sindaci, amministratori, consiglieri regionali molto bravi, cioè non è che è lo scacchiere, siccome abbiamo la Campania, qualcuno ha la Campania, allora noi il Veneto. No, il Veneto intanto viaggia per gli affari propri. Punto. E ha delle politiche proprie. L'abbiamo sempre detto, sempre l'altro abbiamo fatto un referendum sull'autonomia, no, decidiamo in chiave nazionale che ci fa da presidente. Poi se proprio, cioè, ripeto, l'ho letto dire da molti, ormai è una cosa, ha fatto tutti un coming out su questo. Un po'. Un coming out politico in cui dicono andiamo da soli e andremo da soli se dobbiamo andare da soli. Però ecco, quello che diceva De Carlo l'altro giorno, attenzione, forse qualcuno gli piace perdere, perché gli esempi di un centrodestra diviso sono tutti o quasi sempre verso... a Bassano mi sembra che abbiamo vinto divisi, sbaglio? Sì. Vedi? C'è un esempio, cioè, ne posso fare anche tanti altri, ma non è mica vero. Cioè, attenzione, la chiave nazionale è una cosa, la chiave regionale, in cui servono le preferenze, i candidati, le persone che conoscono il territorio, è un'altra cosa. Sono cose molto diverse. A me piace molto, peraltro, lo schema regionale, perché tu è su base provinciale, tu devi conoscere la tua provincia, le liste sono provinciali. Vedremo, però ripeto, io non ho ruoli politici per dire nulla. Ho letto che molti del mio partito dicono mal che vada andremo da soli, e mal che vada andremo da soli, come dicevano sul film, sul Padrino, dicevamo torneremo sui materassi quando andavano in battaglia. Come citazione, vabbè, bellissimo. Potrebbe essere anche non ci resta che piangere. Beh, scusa, sì. Se posso, in tutta sta cosa, il PD non è ancora più candidati, non è ancora uno. Ma lui adesso vuole la tessera dopo tutte queste cose ambientaliste. Io candido Antonella Tocchetto, Presidente della Regione. Allora, intanto questa discussione è veramente logorante, perché si parla solo di Zaia e dei problemi della Lega con Fratelli d'Italia, e io penso invece che la Regione dovrebbe cominciare a lavorare su progetti diversi, di una Regione che sia, come dire, più europeista. Detto questo, non è vero che noi non abbiamo i candidati, perché ne abbiamo più di uno, abbiamo anche delle donne e non possiamo fare il nome, ma ce le abbiamo, e quindi guardiamo anche con auspicio la loro rottura, perché potrebbe essere che dopo credo 20 anni finalmente riusciamo a governare questa regione. Detto questo, ci sono due temi che io trovo veramente imbarazzanti. Da un lato il fatto che si pensi di spostare le elezioni regionali per far tagliare il nastro a Zaia nel 2026 per le Olimpiadi. Credo che insomma non sia una materia così seria, e stravolgere il diritto, come dire, anche amministrativo e nonché del diritto, diciamo così, elettorale dell'Italia per una sola persona, la trovo veramente insopportabile. Dall'altro lato oggi leggevo che sul Gazzettino De Carlo dice che invece andranno tutti insieme perché non si perde una regione. Ecco, io da questo punto di vista qua penso che loro stanno molto litigando, ma alla fine probabilmente la quadra la troveranno, perché perdere la regione Veneto sarebbe un tale smacco per loro che, al di là degli appetiti leghisti che ci sono, assolutamente, perché si parla molto di Mario Conte, ma si parla anche di Roberto Marcato, che è uno che ha aperto le danze da molto tempo su questo punto di vista qui. Mi sembra che questo sia, come dire, una cosa che li porterà a ragionare molto seriamente sul fatto di perdere il Veneto, perché è rimasto uno dei pochi baluardi che di fatto ha così unito il centrodestra, ma soprattutto alla Lega. Detto questo, ripeto, è una
una situazione di discussione incentrata prevalentemente sul futuro di Zaia, che almeno per una parte dei veneti, io sono tra quelli, veramente ha stufato, e ci interesserebbe più sapere quali sono i progetti per una regione diversa rispetto che, perché certamente anche il Veneto non è la regione migliore del mondo, ma ci sono delle criticità forti che molto spesso i nostri consiglieri regionali e in particolare la capogruppo Camani denuncia nell'ambito del Consiglio regionale, per cui avere tutto il dibattito incentrato da qui ad ottobre 2025 o non credo comunque aprile 2026 sul destino di Zaia mi sembrerebbe veramente inaccettabile politicamente. Io per girare il coltello nella piaga chiedo proprio una cosa su Zaia. No, però io dico una cosa, la caratteristica dei 3 candidati alla Lega, che tutti e 3 hanno fatto gli amministratori locali. Questo anche noi ne abbiamo perché tanti. Marcato l'ha fatto molto bene, Stefano è stato sindaco e Mario Conte è sindaco. Quindi sicuramente il profilo della Lega è quello in cui i territori di medie e piccole dimensioni sono al centro di quello che è una programmazione. Anche noi abbiamo buoni amministratori. Però scusa, dimmene uno, perché altrimenti sono curioso anch'io adesso. Ma se ce lo dice non posso fare un nome, però ho capito. Abbiamo vinto città importanti, Verona e Vicenza, guardatevi attorno. Anche Venezia ce ne sono di nomi importanti. Padova ha dei nomi molto interessanti. Sì, e Padova è quasi a fine mandato. Parliamo del partito? Sì, del partito. Del partito. Adesso ci pensiamo un attimo. A Vicenza non aveva da dire possa mai, ma è stato appena letto. Ma anche Padova, il candidato che ormai è a fine corsa, diciamo. Però c'è Tommasi a Verona. Non è un uomo del PD, Giordano. Certo, non è un uomo del PD, ma all'interno del partito di Padova abbiamo dei nomi molto interessanti. Non si vuole dire... E comunque anche nel Consiglio regionale, dalla capogruppo ai consiglieri, sono tutti nomi apprezzabilissimi, compreso il segretario regionale Martella, che non è secondo a nessuno. La capogruppo è quella che ha votato no al fine vita lei? No, la Camani. La Vanessa Camani. Scusa, ha cambiato. No, lei non è mai stata capogruppo. Non è mai stata capogruppo. Allora, lei, giusto così, proprio l'ultimissima cosa, avevamo un proprio microfono, Gian Antonio De Re, che peraltro ha ottenuto, gli è arrivata la tessera della Lega. No, riabilitato. No, gli è arrivata la tessera della Lega Nord, abbiamo spiegato un po' che non è la Lega, vabbè, un po' paradossale, che diceva così, io lo vedrei bene ministro del turismo, lei lo vedrebbe bene ministro del turismo, Zaia? Sì. Piuttosto che il CONI, come... Beh, a parte che, attenzione, guardate che il CONI è che... Cortina. Sì, a parte, finiscono anche queste Olimpiadi, adesso non saranno mica le Olimpiadi eterne, che poi le Olimpiadi sono anche di Cortina, peraltro, cioè, e sono le Olimpiadi di tutto il Veneto, tutto il paese. Però guardate che il CONI, è che adesso è gestito da almeno 40 anni da dei romani, da 50 anni da dei romani, sempre romani sono. Guardate che il CONI, specialmente per quello che parlavamo prima, l'integrazione, la società, il CONI è una macchina enorme da questo punto di vista. Enorme, sia in termini di valore economico sia in termini di valore sociale. Quindi il governatore che può fare quello che vuole, nel senso che ha una conoscenza amministrativa da Presidente della Repubblica in giù, secondo me. Ministro, ma cosa vuol dire subentrare un ministro in questo momento? Mi sembrerebbe... diciamo che il ministro del turismo in questo momento non naviga in buonissime acque, diciamo, visto che c'è da essere un'area di rimpasto. Ha qualche problema giudiziario. Sì, allora vedremo, però ripeto, lo farebbe benissimo come ha fatto il Ministro dell'Agricoltura, perché chiaramente è una persona così eclettica, ha fatto amministrazione locale fino al massimo livello, qual è la regione, può fare quello che vuole chiaramente. È chiaro che secondo me lo farebbe molto bene. Però, ripeto, il CONI, e non sto dicendo di andare al CONI, non è che tanto passerà un altro, come si dice, presidente del CONI, un altro romano, adesso, Antonella, basta. Ritorna la vecchia, dire, formula. Sì, te lo dico chiaramente. Contro le persone del sud. No, non ti ho detto un napoletano, ti ho detto è possibile che può essere sempre un romanocentrico. Comunque potrebbe Carraro, fare anche lo pescante. Visto che scrive, metterà su una casa, libri ogni al mese. L'ultima Venezia, perché attenzione, molti osservatori hanno detto si è speso molto su temi veneziani, Zaia, a partire dalla questione nucleare, eccetera, eccetera. Nel frattempo Brugnaro ha detto, hai ragione, chissà.
In regione chissà chi. Brugnaro ha detto quando finirà il mandato, magari chissà in regione. Brugnaro guarda in regione? Cioè un partito che ha preso il 2% dentro Venezia. Non lo sappiamo. Venezia potrebbe essere una soluzione? Questa cosa che siano sfalsate peraltro potrebbe anche far pensare, però guardate, non lo so perché, ripeto, secondo me il governatore veramente da questo punto di vista è difficilissimo capire le sue intenzioni e soprattutto il contesto. Fare il sindaco di Venezia, secondo me, se fatto in un certo modo, tu sei come il sindaco di New York, come il sindaco di Londra, la regione come visibilità. È una città molto importante, indubbiamente. Perché tu quando vai a Washington, tu sei il sindaco di Venezia, non so se conoscono la regione Veneto, ma sicuramente conoscono la città di Venezia, cioè se mai identificano la regione Veneto, che è la regione dove c'è Venezia. Potrebbe fare anche il sindaco di Arcade, comunque così fa un bel falò e con questa enorme, quindi Zaia sindaco di Arcade. Esatto, proponiglielo che... Allora, mancano pochi minuti, chiedo a Renato Capoia se ce la facciamo a far vedere, perché volevo andare a chiudere con la copertina storica a sto punto, così la saluto e anche io gli ospiti, però forse non ce la facciamo. Però forse non ce la facciamo coi tempi? No, ce la facciamo. Ce la facciamo. Allora, nel senso che poi posso chiudere e salutare? Sì, velocemente. Benissimo, grazie Renato e a Marco Gagliazzo. Allora, ci lasciamo con questa cosa, abbiamo aperto coi Panevin, vi facciamo vedere il nostro Zuccio Zanato ha pescato dall'archivio storico questa cosa, la Befana di quasi 40 anni fa, nel 1987 in Piazza dei Signori, portata da Gianni Marini della Pastoriera del Borgo Furo, e vi facciamo vedere questa cosa un po' così nostalgica di una Befana da altri tempi. Eravate credo ragazzini, forse no, anche meno probabilmente. Volavano. No, ma questa è la Befana, non è il Panevin, è la Befana in Piazza dei Signori. Con questo servizio noi ci salutiamo, vi lascio al meteo e poi al film. Vi ricordo alle 15 la cerimonia dell'apertura del Giubileo al santuario della Madonna dei Miracoli a Moto di Livenza in diretta. Vediamo questa immagine Amarcord che ha pescato Lucio Zanato e ci salutiamo. Grazie agli ospiti per essere stati con noi. Arrivederci. Buonasera.